Ennesima vittima sul lavoro questa mattina di Strano, un tecnico stava leggendo i contatori quando è scivolato in una canaletta, l'operaio è morto annegato. Stragine 31 nel Vicentino, tra le 4 vittime anche un maestro di musica e una giovane studentessa promessa del tennis. Avrebbe maltrattato la moglie che anche davanti ai figli, un 50enne padovano è stato condannato a 7 anni di carcere. Maxi condanne per il regolamento di conti al Parco della Bissuola di Mestre, conseguenza di una maxi rissa che vide nel 2012 coinvolti il trust del Venezia. Il Veneto ha la sua nuova legge elettorale, il testo licenziato dall'aula di Palazzo Ferrofini pochi minuti prima delle 17, polemico il Movimento 5 Stelle, un win for life per garantire poltrone, stipendi e potere. Per la prima volta in Veneto l'ULSS 4 fornisce a medici ed infermieri 200 fischietti per far fronte alle aggressioni negli ospedali in continuo aumento, la sperimentazione durerà 6 mesi. Posizionata davanti al comune di Padova l'installazione d'Italia in Croce dell'artista Gaetano Pesce, divisi tra curiosità e fastidio cittadini e turisti. Buongiorno, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito in apertura, abbiamo nuovamente una tragedia questa mattina ad Istrana, l'ennesimo incidente sul lavoro, a perdere la vita un tecnico del gas caduto in un canale, la vittima è un 63enne di Istrana. Un bollettino di guerra, quello delle vittime sul lavoro. Anche oggi nella Marca un uomo ha perso la vita mentre stava svolgendo la sua attività. Mancano pochi minuti alle 11 quando in via Fratelli Bandiera di Strano un operaio sta leggendo i contatori delle abitazioni della zona. Lì vicino scorre il canale delle Acque Bianche. Quanto accaduto nei minuti successivi è ancora da ricostruire con esattezza, ma stando alle prime ipotesi l'uomo potrebbe aver appoggiato sul muretto lo zaino con gli attrezzi. Probabilmente la borsa sarebbe caduta in acqua per recuperarla, l'operaio forse potrebbe essersi sporto. Avrebbe poi a quel punto perso l'equilibrio cadendo nel fosso dove è stato trascinato dalla corrente. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM e i vigili del fuoco era già senza vita. Ora sono in corso indagini per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. E un altro infortunio sul lavoro, questa volta a Padova, a farne le spese un operaio di 44 anni che stava usando un muletto. Villafranca Padovana, un altro incidente sul lavoro, un 44enne a bordo di un muletto è finito contro un'impalcatura fissa. Nello scontro violento ha sbattuto la schiena contro la parete interna del mezzo, procurandosi un trauma toracico. I colleghi hanno prestato i primi soccorsi e allertato carabinieri e 118. L'operaio è stato trasportato al pronto soccorso dove è stato ricoverato in area rossa con codice giallo. Ed ora torniamo a parlare della tragedia in A31 e del doppio incidente stradale all'altezza di Albettone, bilancio davvero pesantissimo, 4 vittime e 5 feriti, tra le persone che hanno perso la vita anche una giovane promessa del tennis. Una strage in un martedì mattina qualsiasi lungo un tratto di autostrada, la 31, solitamente non particolarmente trafficato. Eppure ieri quell'asfalto si è trasformato in una trappola mortale per 4 persone che hanno perso la vita. 2 incidenti, il primo all'altezza di Albettone, un tamponamento violentissimo tra 2 vetture. Un 33enne nordafricano viene sbalzato fuori dall'auto, è ancora vivo all'arrivo dei soccorsi, ma il suo cuore smetterà di battere qualche ora più tardi in ospedale. Come conseguenza di questo primo sinistro si forma una colonna di mezzi, all'improvviso sulle auto ferme piomba un camion, le vetture vengono sbalzate contro il guardrail, alcune prendono fuoco, è l'inferno. Tra le fiamme perdono la vita Florio Pozza, 61 anni di Vicenza, ma nato in Australia, maestro di musica, appassionato di chitarra e di musica aborigena. Su Facebook gli amici lo salutano ricordando la sua allegria, la sua ironia, capace di coinvolgere sempre tutti. E poi ci sono Luciano Rossetto, 52 anni, e la figlia 17enne Arianna, di Noventa Vicentina. Lei, studentessa, era una promessa del tennis, stava proprio rientrando da un allenamento con il padre quando si sono trovati coinvolti nel terribile incidente. La notizia della loro morte ha sconvolto tutta la comunità di Noventa. Gli insegnanti, gli amici, i compagni di tennis faticano a credere che il sorriso di Arianna si sia spento per sempre e ora vogliono ricordarla così, con la sua amata racchetta in mano sulla terra rossa.
Drammatico schianto lungo la strada Feltrina tra un camion e una Pecar travolta in un tremendo frontale che è costato la vita al conducente, un 79enne di Rasai, è morto sul colpo per l'impatto avvenuto proprio alle porte di Quero Vas, una strada dove si sono verificati numerosi incidenti nel corso degli anni. L'uomo spesso andava e veniva da Quero, lo stesso lo aveva fatto ieri quando attorno alle 15 stava tornando verso Feltre ma ha perso il controllo della sua Pecar, probabilmente tradito dall'asfalto bagnato ed ha invaso l'altra corsia. Lo schianto frontale è stato terribile, quando è arrivato il personale dell'ambulanza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ci spostiamo nel Padovano, ancora cronaca, condanna per un marito accusato di violenza in famiglia. È stato condannato a 7 anni di carcere come richiesto dal pubblico ministero un uomo accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie avvenuti anche sotto gli occhi dei figli. L'indagine sul 50enne che era stato arrestato ad ottobre per maltrattamenti aggravati in famiglia erano partite dopo una lite particolarmente accesa. La moglie aveva chiamato i carabinieri. Ed ora andiamo invece a Venezia, all'aeroporto Marco Polo, dove ieri si è verificato un incidente. Sentiamo tutto da Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno da Venezia. Come hai detto tu, c'è stata una nuova emergenza al Marco Polo di Tessera. Il bilancio dell'incidente di cui vi abbiamo riferito nel telegiornale di ieri sera è di 2 feriti, un lavoratore dell'Avia Partner e un viaggiatore. E ora i sindacati che da anni segnalano il problema della sicurezza nello scalo aeroportuale di Venezia attaccano. Il sindacato di base ha annunciato dal prossimo 5 giugno il blocco degli straordinari, mentre uno sciopero è stato proclamato da CGIL, CISL, UIL e UGL per il 22 di giugno. La questione sul tavolo è il mancato rispetto della clausola sociale che dovrebbe garantire il passaggio dei dipendenti da una società all'altra ogni qualvolta una compagnia aerea cambia contratto di servizio e operatore. Non sappiamo quanto questa clausola di servizio possa aver inciso sulla dinamica dell'incidente di ieri, sul quale stanno indagando ENAC e Polaria con una inchiesta che dovrà individuare le responsabilità. Ieri durante la manovra in pista il pushback, cioè il mezzo che serve per spostare gli aerei, ha sbattuto contro il finger, il tunnel che porta i passeggeri a bordo dell'aereo. Il parabrezza è andato in frantumi, a farne le spese è stato il conducente, portato in infermeria con alcune contusioni, ferito anche un passeggero che era in attesa di essere imbarcato ed è scivolato procurandosi la lussazione della caviglia. E da Venezia è tutto, a voi. Grazie Tiziano, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Allevamento di Volpago del Montello abusivo, scatta il sequestro. A portare alla luce la vicenda un servizio di Striscia la Notizia, la struttura era senza autorizzazioni sanitarie. Era privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria. La segnalazione è arrivata a Striscia la Notizia. Il servizio ha portato alla luce la vicenda. Il blitz Denas è scattato il giorno dopo. L'allevamento di Volpago è stato sequestrato, così come i 47 cani, tutti di razza. Non sarebbe la prima volta che il titolare finisce nei guai. Ora i 4 zampe Yorkshire, Setter, Bulldog francese, Cocker, il cui valore complessivo raggiunge i 40.000 euro, sono stati affidati per il momento all'uomo. L'allevamento abusivo aveva già avuto problemi gli anni scorsi per diverse irregolarità. Avrebbe dovuto sistemare e mettersi in regola, ma così non è stato. I cani potrebbero essere tolti definitivamente all'uomo. Il loro destino si conoscerà nelle prossime ore. Maxi condanne per il regolamento di conti al Parco della Bissuola di Mestre, conseguenza di una maxi rissa che vide nel 2012 coinvolti Ultras del Venezia. Ce ne parla Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia. Lunedì è stata pronunciata la sentenza sulla rissa che nel gennaio 2012 ha avuto come protagonisti Ultras del Venezia al Parco Bissuola. Una zuffa che poi è sfociata nell'aggressione con volontà di vendetta di un altro tifoso colpito da una martellata in testa a Piazzale Roma alcuni mesi più tardi. L'aggressore fu arrestato per tentato omicidio, ma il collegio dei giudici comunque lunedì ha deciso di derubricare il reato a lesioni personali. Secondo l'accusa, infatti, un gruppetto di tifosi che appartenevano al Gate 22, quello di sinistra, venne alle mani con un esponente dei vecchi ultra, quelli di destra. A quel punto la decisione di fronteggiarsi al Bissuola qualche giorno più tardi. Per quell'episodio il collegio dei giudici ha condannato i fratelli Andrea e Marco Miglioranzi a 6 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno
mentre per Baratella, Frisone e Vianello a 6 anni e 3 mesi ciascuno. I 5 imputati sono stati anche condannati a risarcire il danno permanente subito dal tifoso sfregiato che si è costituito parte civile e dovranno pagargli quasi 295.000 euro più le spese processuali. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche di Ilaria, buon lavoro. Andiamo avanti. Il Veneto alla sua nuova legge elettorale, il testo licenziato dall'Aula di Palazzo Ferrofini pochi minuti prima delle 17, non senza l'affondo del Movimento 5 Stelle, un win for life, dicono, per garantirsi poltrone, stipendi e potere. Con 31 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto, il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge elettorale del Veneto. Le modifiche introdotte sono innanzitutto di carattere tecnico-giuridico, le consultazioni elettorali dovranno svolgersi in un unico giorno, la domenica anziché in 2 giornate. La parte più rilevante della proposta di modifica riguarda la previsione che alla coalizione regionale collegata al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta un premio di maggioranza del 60% al raggiungimento della soglia del 40%. Un ulteriore adeguamento riguarda l'introduzione della cosiddetta doppia preferenza di genere, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima. È una legge che si adegua a quello che accade già nelle altre regioni, dove chi vince con la legge del sindaco è il 60% del consiglio. Il sindaco ce l'ha in consiglio comunale, è giusto che i presidenti della regione ce l'abbiano in consiglio regionale. Fra le modifiche introdotte la revisione della disciplina delle incompatibilità con la rimozione dell'incompatibilità della carica di consigliere comunale con quella di consigliere regionale, mentre viene prevista a partire dalla prossima legislatura l'incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale e tra quella di assessore regionale esterno e quella di consigliere regionale. Ma sulla partita dei mandati il Consiglio ho scelto in piena autonomia, voi sapete come la penso io sul blocco dei mandati. Mi spiace che qualcuno vada a dire in giro che il Presidente governerà a vita, visto e considerato che non è vero, perché il Presidente ha blocco di 2 mandati a valere del 2015, così accade anche per gli assessori. Viene introdotto tra l'altro un correttivo alla disciplina in materia di presentazione di liste per evitare condizioni di strumentale proliferazione di gruppi consigliari. Taglio anche del 50% al tetto di spesa per la campagna elettorale. Critiche pesanti dal Movimento 5 Stelle, ora alleato del governo nazionale, secondo cui la nuova legge elettorale regionale è un win for life che la Lega ha creato a sua immagine e somiglianza per potersi garantire poltrone, stipendi e potere senza limiti. Non c'è pace per la spiaggia di Playa Punta Canna. Chioggia, la Procura di Venezia ha delegato i carabinieri della Forestale di Mestre di apporre i sigilli allo stabilimento che, ricorderete, lo scorso anno balzò agli onori della cronaca per le marcette di regime, gli slogan fascisti urlati ai bagnanti dagli autoparlanti dell'allora gestore Gianni Scarpa e cartelli di accoglienza in spiagge inneggianti al Duce e al Ventennio. L'ipotesi di reato su cui sta lavorando ora il magistrato veneziano Massimo Michelozzi è di abuso edilizio in relazione all'allargamento della spiaggia a un'area non in concessione. Lunedì, quindi alla vigilia dell'apertura della stagione balneare, i carabinieri della Forestale hanno recintato le aree del bar e degli ombrelloni. Ed ora ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con la prima edizione regionale dei nostri notiziari. Autonomia fiscale parte dalla Marca, la battaglia trasversale dei sindaci per il riconoscimento della dignità e dei comuni, ed è una battaglia che dalle rivendicazioni in piazza si trasferisce nelle aule giudiziarie. È una battaglia che va portata avanti, se uno passa col rosso il vigile lo ferma e gli dà la multa e quindi lo educa, e noi stiamo educando lo Stato in questo modo. Diffida lo Stato per ottenere i 24 milioni di euro del Fondo di solidarietà ingiustamente tagliati a 44 comuni della Marca, e il nuovo ricorso al TAR la definiscono una battaglia epocale. I comuni trevigiani nel frattempo saliti a 50 dopo la vittoria al Consiglio di Stato, che con una sentenza ha riconosciuto il diritto ai comuni ricorrenti di vedersi restituite le somme a credito. I sindaci mettono in campo 2 nuove iniziative legali per tutelare gli enti locali. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il motivo del ricorso relativo al ritardo con cui lo Stato ha emanato il riparto del fondo ben oltre il termine fissato per l'approvazione dei bilanci.
non si può minare la certezza sulle risorse disponibili. Un comune deve sapere all'inizio dell'anno quante risorse avrà a disposizione, se no non riesce più a programmare, quindi funzionerà male come comune, ma non per colpa del sindaco, ma per colpa dello Stato che gestisce in modo grossolano e sbagliato il sistema dei trasferimenti. Di qui la diffida allo Stato. Dopodiché, se non risponderanno a questa diffida, torneremo dal giudice di ottemperanza, è un giudizio molto breve e il giudice ci farà in modo di farci avere questi soldi, perché anche lo Stato deve rispettare le sentenze valgono per tutti. Ed il ricorso accolto per il 2017 verrà ripresentato per il 2018, perché il ritardo dello Stato, nonostante la sentenza del TAR, si è ripetuto. Non è solo una questione di tagli, è anche una questione di metodo. Non siamo in grado in questo momento di imbastire dei bilanci non avendo le cifre certe, questo assolutamente non va bene. Parte da Treviso un nuovo movimento dei sindaci, trasversale agli schieramenti e ai colori politici degli amministratori, che rivendicano la dignità e l'autonomia attribuita ai comuni dalla Costituzione. È una rivoluzione e questo significa che i diritti all'autonomia già riconosciuti dalla Carta Costituzionale, soprattutto sul piano finanziario, devono essere attuati e rispettati. Oggi è l'anniversario della strage di Capaci. Ad Antenna 3 gli uomini della scorta di Giovanni Falcone. Una giornata importante oggi questa per noi di Antenna 3 e per tutti noi che fanno questo mestiere. Sono le giornate più belle perché si ha davvero a che fare con qualcuno che ti può raccontare la storia perché l'ha vissuta. Su Antenna 3 a ore 13, condotto da Daniela Gregnanin, il caposcorta e l'autista di Giovanni Falcone, Giovanni San Marco e Luciano Tirindelli, alla vigilia del 26esimo anniversario della strage di Capaci, in cui trovarono la morte il magistrato antimafia, la moglie Francesca Morvillo e agenti della scorta, la testimonianza di chi ha lavorato fianco a fianco con uno dei simboli della lotta a Cosa Nostra, condividendo la difficoltà e i timori di portare avanti quella battaglia. Significa aver avuto l'onore e il piacere di aver lavorato per una persona speciale, di aver protetto un magistrato fra i più grandi magistrati, non d'Italia ma credo del mondo. È un po' di rammarico perché secondo me si poteva fare qualcosa di più. Secondo me ci sono delle responsabilità. Era una persona che andava tutelata, che andava difesa. E se noi adesso siamo un po' più liberi, lo dobbiamo anche a Giovanni Falcone. Cosa Nostra che anche al nord e in Veneto ha allungato da tempo i suoi tentacoli. Secondo me le infiltrazioni mafiose ci sono sempre state e continueranno, perché in alcuni casi noi andiamo sempre dietro a queste cose, perché loro sono sempre un passo rispetto a noi avanti. Ma è la gente, è la società che dalle stragi del 92 è cambiata, dice San Marco. Se prima non parlavano, non vedevano e non sentivano, da quel momento hanno iniziato a parlare, sentire e vedere più che altro. Sono convinto che stiamo iniziando a scrivere l'inizio della fine di questo mostro. E alla legalità e all'eredità lasciata da Falcone, dedicato l'incontro di cui San Marco e Tirindelli saranno protagonisti. Accade il Galletto venerdì sera alle 20:30 su iniziativa dell'esponente di Fratelli d'Italia Marina Marchetti Aliprandi, dall'emblematico titolo La mafia uccide, il silenzio pure. Per la prima volta nella nostra regione l'ULSS 4 Veneto Orientale utilizzerà in alcuni reparti fischietti in dotazione al personale ospedaliero per far fronte agli episodi di violenza sempre più in aumento nei nosocomi. È la prima azienda sanitaria veneta a sperimentarlo per far fronte agli episodi di violenza fisica e verbale che vede come vittime medici, infermieri e operatori degli ospedali. L'ULSS 4 ha deciso di correre ai ripari e così insieme ai corsi di formazione doterà il personale ospedaliero di 200 fischietti che avranno un duplice scopo. Non solo di fermare, diciamo così, l'aggressione, di intimorire la persona che ti sta aggredendo verbalmente o fisicamente, ma anche quello di attrarre l'attenzione degli altri operatori. Nel 2016 sono stati 23 i casi di violenza denunciati, raddoppiati l'anno successivo, aggressioni verbali, spinte, schiaffi e pugni. Da un progressivo non riconoscimento del valore delle risorse sanitarie come elemento di forza sociale, di ricchezza sociale. La gente purtroppo scarica anche negli operatori sociosanitari fenomeni di stress che poi purtroppo a volte si traducono anche nella violenza. Per il momento l'utilizzo dei fischietti partirà in via sperimentale per 6 mesi nei reparti in cui sono stati segnalati più frequentemente episodi di aggressioni a medici ed infermieri. Le unità operative a maggior rischio sono l'unità operativa di psichiatria, il centro di salute mentale
il SERD, poi il consultorio familiare e tutte le unità operative dell'emergenza. Una volta terminato il periodo di sperimentazione verranno raccolte le opinioni degli operatori con l'obiettivo di estendere l'utilizzo dei fischietti a tutta l'ULSS 4, ma questo strumento deve andare di pari passo con un lavoro di sensibilizzazione e collaborazione. In questo momento di fragilità di tutte le persone, per assicurare che ci si lavori in collaborazione reciproca, una collaborazione tra paziente, familiari, altre persone care, operatori e anche l'istituzione. Una croce in ferro con un'Italia rosso sangue, la Sardegna gettata ai suoi piedi, che campeggia sul listone nel centro storico di Padova, proprio davanti a Palazzo Moroni. L'opera è un'installazione dell'artista Gaetano Pesce. Nessuno tira dritto, nonostante la pioggia, nonostante la fretta. L'Italia in croce, opera datata 1978 dell'artista Gaetano Pesce, colpisce. Abbassati gli occhi, la curiosità per cittadini e turisti è più forte e tutti cercano prima il telefono o la macchina fotografica per uno scatto, poi la spiegazione affidata a un foglio bianco ai piedi della croce. Opera polimaterica, l'attenzione va ai dettagli, come quella Sardegna che quasi affoga, posizionata nel cuore di Padova sul listone davanti alla sede del comune come invito ad entrare alla mostra antologica Il tempo multidisciplinare che aprirà il 23 maggio a Palazzo della Ragione. L'opera divide i cittadini. È impressionante, non mi piace, pare anche collato giù il sangue. E vabbè, è una cosa strana che io non capisco allora. Non so perché l'Italia è crociato. Cosa vuol dire il 1978? Vuol dire rapimento Aldo Moro, 5 della scorta ammazzati, tutto ciò che segue, quindi bisogna anche contestualizzare. Certo che dopo non è stato meglio, anzi. Ascolti, ma e secondo lei l'avrebbe messa in questo contesto di listone? Non lo so. Guardi, come primo impatto non ho avuto un buon impatto. Attualità confermata, ha spiegato anche l'autore. 1978-2018, 40 anni di storia, ma secondo i cittadini l'Italia sanguina ancora. Non so a cosa sia riferito, sarebbe, visivamente si può intuire che sia qualcosa a che fare con le sorti dell'Italia, immagino. Allora, è del 1978 e già l'Italia, secondo l'artista, piangeva all'epoca. È cambiato qualcosa secondo lei? No, non penso. Questa è l'Italia in croce, siamo in croce tutti. Questa è del 1978, è cambiato qualcosa o è di grande attualità? Grandissima direi, forse un po' di più. Siamo al termine, vi ricordo la nostra trasmissione, fra pochi minuti, ore 13, si parlerà di assistenza agli anziani, è giusto curarli a casa. In studio i rappresentanti dell'ISDRA di Treviso, mentre questa sera 20:10 si parlerà del 34esimo raduno nazionale dei Fanti con Pietro Prete, presidente della Federazione Provinciale del Fante, e Lorenzo Cadeddu, presidente del Centro Studi Piero Pieri di Vittorio Veneto. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona giornata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Migliora il tempo sul Triveneto, dove a prevalere sarà il sole. Vediamo il dettaglio di mercoledì 23 maggio. Sul Veneto sarà bel tempo ovunque, deciso miglioramento su tutta la regione con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi in aumento compresi tra 21 e 25 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui migliorerà ovunque salvo per residui piovaschi di debole intensità sul Triestino. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature in lieve aumento con minime comprese tra 14 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi.
Diamo uno sguardo infine alla situazione prevista sul Trentino Alto Adige. Bel tempo con ampio soleggiamento al mattino, al massimo con poche nubi sparse. Nel pomeriggio tuttavia potrà verificarsi qualche acquazzone, ma migliorerà col passare delle ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 22 e i 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 anche per oggi è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.